Se tu la gade bel, tua cugina. Cosa? Niente, non so buon di sopportarli, tuoi parenti. Dai, Dino, dillo che sei contento. Sole, mare, sole e relax per una settimana. Mi non saria mia tanto ottimista se fu sentì. Mi son perso. Ma come? Dino, sei un disastro. E mi scusa, buonomo. Se morivè a Rosolina Mare. Ma qua veramente sì, a Porca Rizza. Porca Rizza. Mai sentì a nominar? La saria comunemente conosciuta come Isola Rizza, perché nel 1872 gli abitanti, pensando che fosse un nome poco rispettoso, gli cambiò il nome da Porca Rizza a Isola Rizza. Ma mi so affezionato alle tradizioni, caro il me... Dino da Sandrà. E Lucielo, un esperto de storia. Mi son Cirillo da Isola Rizza per servirla. Cirillo, che non bara Isola Rissa. Con tutta sta strada, gona asciutta. E che razza, Selghe! E venga con me! Il nome secata per la prima volta nella bolla papale del 1145, scritto come Insula Porca Rizia, e dopo la gente la cambiò in Isola Porca Rizza, che vari motivi per sto nome. Ci dice che era tanti porcorizzi, ma un motivo sensato è il fatto che era i porsei. E te sai, Dino, che il porsel è sinonimo di benessere, fecondità e ricchezza. Del Porcel non si butta via niente. E che razza! Bravo, Dino! Infatti, nel stemma del paese c'è un porsel, un maiale col riso in bocca. E te che da sapere che Isola Rizza è una delle località più antiche di tutte le basse. Gli antichi gli avevano scelto sto posto qua per insediarsi con l'obiettivo di espandersi. Abbiamo una gran storia, Dino. E come mai? Spiegami. Perché era l'Adese a due passi che portava acqua e quindi la possibilità di coltivare. L'acqua la porta la vita, caro Dino. Beh, insomma, pro andare in bar in dove è solo acqua e dimmi se è vita. Però l'acqua la porta anche i disastri. I danni che fa l'acqua e il vino non li ha mai fatti. Nel 589 d.C., Dino, che sta la Rota della Cuca, un'alluvione mai vista nella storia delle basse, e si sposta l'alveo dell'Adese. Incredibile! Un fiume grande come l'Adige che si è spostato! Sì, e che razza! E si sposta. Ma aspetta che ti conto la storia intera. All'inizio dell'età del ferro, c'era già gli attestini con dei bei villaggi, e dopo, tra il IV e il III secolo prima di Cristo, si stabilirono qua i Celti del gruppo dei Galli Cenomani, alti e biondi, bei uomini. Come mi? Crede che... Poi la storia la va avanti. Arriva i Romani. Nel 49 d.C. tutti gli abitanti del nord erano stati riconosciuti cittadini romani. Ma questa storia te la imparerai a scuola, Dino. Non c'è bisogno che te la remiscia. Ah, mio ho fatto le serali. Arriviamo al 1000. Dopo anni di stro, dopo la caduta dell'impero romano, nel nord Italia i castelli venivano su come i funghi. Risale a quel periodo là alcune opere di muratura. Pensa che i frati ha fatto una chiesa che la è ancora. Le sta ristrutturata nel 1782. Poi sta i Scaligeri e poi i Visconti. Porca Rizza l'era un vicariato che comprendeva Tomba, Opean, Palù, Ronco, Malavicina e Borgo de Malesina. Tra il 1405 e il 1797 le robe gli migliorè ancora. Arriva la Serenissima de Venezia che la porta a bonifiche e canalizzazioni. Caro il Medino, è il comune di Verona il che vendeva la terra ai nobili per far cassa. I Maffei, i Recalco e tanti altri che pagava fior de ducati d'oro e gli è venuti a stabilirsi qua. Lei in quel periodo che gli ha fatto la chiesa fuori dal paese, pensando che il paese savaria slarga ancora.
Ben, se era pien de tutti sti nobili, vuol dire che non era un brutto posto per vivere. E che razza altro che? Altro che Sirmiondino. I signori i vigna tutti chi a far le ferie. Non che venessi a gondolieri come Isolarizza, conti e cavalieri. Ma spiegami il perché? I poteva scegliere di svernar a San Bonifacio, per esempio. Qua si coltivava il riso e rendeva tanto, ma costava schei produrlo. Bisognava portare il riso che voleva tanta acqua, bisognava far domanda, carte bolate. Non era una roba semplice, poteva permetterselo solo i signori. Schei fa schei e pioggi fa pioggi. E che razza! Bravo Spartaco! Venia anche personalità importanti nel campo dell'arte e della cultura. Pensa che il Favretto le vegnu ospite a Villa Pollettini e l'ha dipinto le mondine e la raccolta del riso. Ma chi è il Favretto? Che ignorante che te sei, Caroline. Cirillo, cielo il Favretto. Ven con me, Dino, nella sala dei dipinti. El Favretto le sta un gran pittor, nato nel 1849 a Venezia e morto nel 1887. La passà anni ospite a Isola Rizza. Qua in comune si può vedere la tempera e tante riproduzioni. Ecco qua. Ma che bello! E più bei di tanti quadri moderni che par dei Bocai Ruersè. Ah, Isola Rizza, che deve essere un posto rinomato per attirare signori e artisti. E che razza! Sempre sta rinomato anche nell'antichità, come dimostra la storia del tesoretto. Tesoretto. Nel febbraio 1872 un vecchio, arando i campi, le napì a fondo del solito e la tira su una lastra di marmo e sotto gara il tesoretto e pensa che la lascia mesi e mesi nel polinar per dar che da bea ai polastri. Ma sa sareselo sto tesoretto? Lei è il tocco più antico di Castelvecchio, un piatto di argento tutto l'ora, una smaraviglia. Ma pensa, potrei mettermi a scavare un poco anche a me? Beh, dopo che ha catato il tesoretto, gli abitanti di Isola Rizza gli ha ribaltato i campi per una settimana. Caro Dino, che una varia di robe da contarti su Isola Rizza. E che razza! E pensa che par che la regina Rosmunda, dopo aver copato il boino, la savia fermare la dogana di Isola Porcarizza e uno della comitiva il cacciava una parte del tesoro che la se l'ha portata Rio, che anche il brol di Alboin vicino alla dogana, ma lei è la leggenda. Passando alla storia, potrei raccontarti della scuola materna regalata da Giacinto Bonanome che può arringare a morta Moyer e Fioi. Un asilo splendido. No, i ruderi moderni che fa adesso certi furfanti in giro per l'Italia, che con un scorlotto gli fa verso tutto. Allora i signori gli cercava di far il ben della comunità. Non come adesso che mai fuori il cotto e il cruo e ti conta che la dieta la fa ben. E che razza! Forse per quello se stasera mia mal a Isola Rizza. I signori gli cercava di rendere la vita meglio anche ai poaretti. Per esempio, anche la signora Sofia Marchetti Ferrari nel Novecento, che era morta tutta la famiglia, e l'ha fatto un lascito per far il ricovero, una splendida casa di riposo. Andiamo innanzi, dell'unità d'Italia non stiamo a parlare, che neanche quella si impara anche a massa a scuola. Diciamo che con San Marco comandava, si disnava e si stenava. Sotto Francia, brava gente, si disnava solamente. Sotto casa di Lorena non si disna e non si stena. Sotto casa di Savoia, de mangiare te restava tanta oia. E dopo arriva le guerre. Sì, pecca che con le guerre e subito dopo la seconda guerra mondiale tanti documenti è sta butte via. Si dice che di qua a guerra passa anche Federico Barbarossa, ma non è più niente che le dimostra. Pensa che nel 1945 i tedeschi gli aveva il comando in Villa Mandella e in Villa Bonanomi. Gli faceva le festine, i canaie. I sanca porta via una campana, ma il prete le corso fin a Torino a recuperarla. E nel 32 il comune l'ha ripreso il stemma della scrofa col riso in bocca. Non stiamo da smetegarsi,
E dopo il triste periodo delle guerre, le diventa un paese agricolo, frutta, cereali e verdure. Gara anche un grosso caseificio che è ancora risale agli anni 30-35. Un buon motivo per venirci, Dino. Io adoro il formaggio dei caseifici. Mi preferisco le cantine. Gesta è il boom dell'artigianato, del mobile e delle calzature e del ferro per fare gli attrezzi agricoli. E adesso? Adesso è una bella cittadina giusta per rilassarsi, per pensarsi, ecco. Ah, amico da rilassarmi, setto. Con una donna compagna? Dino! Dai Dino, non sta a fare come i butelletti da Opean. Che bello sto posto. Ma l'è una pila. Eh sì, caro Dino, è la pila del Polandro. L'unica pila situata all'interno del territorio di Isola Rizza. Fu costruita dai nobili tedeschi. Crucchi. No, tedeschi di cognome, non di fatto. Erano i proprietari del palazzo del municipio e costruirono questa pila intorno al 1745. Nel 1923 l'acquistarono i fratelli Zanca e oggi è di proprietà di Leonardo Zanca, che l'ha fatta restaurare. È diventata una meraviglia, rara da vedere. Ma mi pensava che te fossi ignorante. Invece te ne sai de robe, ometto. Ho letto tutte queste informazioni sul libro Isola Rizza ieri e oggi della Maria Teresa. Allora te mi consigli di fare le ferie qua invece che andare al mar. Con ste belle donne che quasi quasi saria tentà. Caro Dino, qua che storia, tradizione, cultura, docese antiche da venire a vedere. I quadri di un pittore importante e famoso che ti impregna di arte e cultura. Dino, te puoi respirare l'aria che respira i nobili de una volta. Ciameli stupidi. Te mi quasi convinto. Ne manca solo Nanina. Io mi sono stufata e vado al mare, Dino. Tu stai qua da solo. Con altro motivo buon per stare a Isola Rissa. Dai, prenotami una camera nell'albergo più comodo, che tiro su le valigie della macchina. Va ben Dino, pronti? Ascolta, ho visto anche un bel paesino passando. Mi pare che se siamo a Opean, che sia da andare a catarli qui da Opean. Ma a Opean mi dico sempre che i gay skate, ma no altri gay mo la simpatia, quindi te conviene star qua.